C'era una volta, in una terra lontana chiamata Egitto, un bambino speciale di nome Mosè. Nato in un momento difficile per il suo popolo, Mosè fu nascosto tra le canne del Nilo per sfuggire a un destino crudele. Una principessa lo trovò e lo portò con sé nel palazzo del faraone, dove Mosè crebbe tra i lussi e le ricchezze, ma il suo cuore batteva sempre per il suo popolo, gli ebrei che vivevano in schiavitù. Un giorno Mosè vide un suo fratello ebreo subire un'ingiustizia. La sua rabbia esplose e cercò di intervenire, ma il tentativo fallì e Mosè fu costretto a fuggire lontano nel deserto di Madian. Qui trovò rifugio presso una famiglia gentile, dove si sposò e iniziò una nuova vita come pastore. Ma il destino di Mosè non era quello di vivere in tranquillità. Un giorno, mentre pascolava le pecore, vide un roveto che bruciava senza consumarsi. Avvicinandosi, udì una voce. Era Dio che lo chiamava. Dio gli disse di tornare in Egitto e di liberare il suo popolo dalla schiavitù. Mosè, sebbene timoroso e incerto, accettò la missione. Tornato in Egitto, Mosè affrontò il faraone con coraggio e determinazione. Con l'aiuto di Dio compì miracoli e portò terribili piaghe sull'Egitto, finché il faraone non acconsentì a liberare gli ebrei. Così iniziò l'Esodo, un lungo viaggio verso la terra promessa. Il cammino nel deserto fu duro e pieno di ostacoli. Mosè, con pazienza e fede, guidò il suo popolo, incoraggiandolo nei momenti di difficoltà e invocando Dio quando le provviste scarseggiavano. Un giorno, sul monte Sinai, Dio donò a Mosè le tavole dei 10 comandamenti, le leggi che avrebbero guidato gli ebrei verso una vita giusta e santa. Mosè trasmise queste leggi al popolo con passione, esortandolo a rimanere fedele a Dio. Il viaggio continuò tra speranze e timori, ma Mosè non smise mai di credere nella promessa divina. Purtroppo, il suo destino non gli permise di entrare nella terra promessa. Dalla cima di un monte, Mosè poté solo vederla da lontano, prima di chiudere gli occhi per l'ultima volta. Ma il suo spirito rimase vivo nel cuore del suo popolo, che lo ricordò come il più grande dei profeti, il servo di Dio che aveva parlato faccia a faccia con il Creatore. E così anche i cristiani lo venerarono, vedendo in Gesù un nuovo Mosè, venuto a proclamare una legge d'amore e a guidare tutti verso la luce divina. Mosè, il bambino salvato dalle acque del Nilo, diventò simbolo di fede e speranza per tutte le generazioni. La sua storia, raccontata di padre in figlio, continua a ispirare e a toccare i cuori di chiunque la ascolti, perché è la storia di un uomo scelto da Dio per portare la luce nelle tenebre e liberare il suo popolo dall'oppressione. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.